Come presidente di Euroregio, di fronte ad una Bifrangi che sceglie di andare in Carinzia, perché lì c'è meno burocrazia, lei che cosa dice? Beh, che è l'esatta dichiarazione del fallimento dello Stato italiano. Abbiamo il 25% di tasse in Carinzia, il 65% qui da noi dove si produce. Mi spieghi che cos'è se non un fallimento di una politica che non ha dato risposte ai nostri imprenditori. La Carinzia ha scelto di chiudere l'agenzia per lo sviluppo della Carinzia. Come commenta questa notizia? Beh, questa è una partita che io ho affrontato e seguito con Peter Kaiser, il governatore della Carinzia. È una bella notizia perché noi non potevamo assistere a queste imprese che venivano letteralmente subissate da lettere che invitavano ad andare in Carinzia. Tolte le lettere, tolta questa agenzia, resta il problema, un problema che Roma deve risolvere. Noi non possiamo pagare il 65% di tasse, di pressione fiscale su quello che si va a fatturare. Lei ha detto non colpevolizzo però le imprese che ci vanno. Ma come posso colpevolizzare chi sceglie di andare all'estero semplicemente per sopravvivere? Tutti i nostri imprenditori vorrebbero fare imprenditori qui in Veneto, dove hanno gli amici, dove hanno la famiglia, gli interessi e soprattutto i loro lavoratori. Se qualcuno se ne va è perché è esasperato. Del resto noi restiamo l'ufficio complicazioni e affari semplici. Questa è l'Italia. Parliamo del nuovo corridoio che si apre appunto sino al mare del nord. Lei l'ha definito il nuovo canale di Suez, un progetto che riguarda quindi la portualità dell'Alto Adriatico. Per il porto di Venezia che scenari si possono aprire secondo lei? Beh, significa avere il nuovo Suez non su acqua ma su gomma o su rotaia che collegherà il porto di Danzica a Venezia. A me sembra che questa sia una strategia vincente. Le navi entreranno da Suez nel Mediterraneo, non circumnavigheranno più per una settimana l'intera Europa per arrivare a Danzica, ma avranno direttamente una rottura di carico nei nostri porti per poi prendere la rotaia o la gomma e arrivare direttamente ai porti del nord. Parliamo poi del possibile nuovo ingresso che lei auspica di Slovenia e Croazia nell'Euroregio. Si apre però sempre di più il problema per quanto riguarda il flusso di lavoratori comunitari di Croazia e Slovenia. Sotto questo punto di vista a che punto siamo? Beh, che noi siamo sul pezzo. La mia strategia come Presidente dell'Euroregio è quella di portare Slovenia e Istria direttamente al tavolo dell'Euroregio, quindi con la loro adesione. Dall'altro il vero tema della moratoria per i lavoratori direi che ci deve essere perché comunque con l'ingresso della Croazia in Europa onestamente noi abbiamo una concorrenza sleale che soprattutto nelle coste, penso agli stagionali ma anche per l'agricoltura, anche per altri fatti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è evidente. Ovvio che se uno ragiona con la testa e il sedere a Roma, per lui i problemi non ci sono mai. Istria, Slovenia, la Carinzia, noi, il Friuli Venezia Giulia, ha detto anche la Baviera. Non c'è il rischio di fare un'altra struttura sopra l'Europa? No, non è un rischio anche perché l'Europa lo prevede gli accordi e tant'è vero che Euroregio che io presiedo è riconosciuta dall'Europa e è riconosciuta dallo Stato italiano, ma è anche vero che l'Europa del futuro è quella delle macro aree, di aree che condividono delle sfide assieme ed hanno ovviamente interessi anche comuni. Noi abbiamo interessi comuni con Friuli Venezia Giulia, con Carinzia, con Slovenia, con Croazia e penso che questo sia ormai chiaro a tutti e abbiamo sicuramente molte partite da condividere anche con la Baviera. Questo porta anche un vantaggio economico, cioè potete insieme chiedere dei finanziamenti? Assolutamente sì, una prova fra tutte, quello del Baltico Adriatico, che è un finanziamento che chiediamo per una grande infrastruttura che completeremo il 2024, che è già in corso, si stanno facendo i viadotti, che collegherà il porto del nord di Danzica direttamente a Venezia o a Trieste o dove volete. Finanziamenti che chiederete all'Unione Europea o ciascuno dei propri Stati? L'Unione Europea perché comunque riconosce i finanziamenti a queste Euroregio, a queste aggregazioni di più comunità transnazionali. Dall'altro voglio anche ricordare che noi veneti paghiamo 18 miliardi di tasse all'anno a Roma e vorremmo che queste tasse restassero qui da noi. Sapremo come investirle per il rilancio dell'economia, meglio di qualche premio Nobel che già fa tanti proseliti in giro per l'Italia ma non risolve i problemi.